Allora, siamo al punto yacht in lungomare Adriatico, dove fino a metà settembre, come vedete, sono esposti gli acquerelli, alcuni dei 28 acquerelli che hanno partecipato alla seconda edizione del concorso Acquerelli in Libertà. Questa non è un acquerello ma una persona, Francesca Pinelli, coordinatrice del centro yacht. E il concorso si è tenuto, dicevamo, a metà giugno in comune, insomma, nel centro storico di Chioggia, a tema marcigliano, organizzato dal Circolo Veneto e dall'associazione Kashmir. Gli acquerelli hanno trovato già ospitalità in comune durante la Sagra del Pesce e oggi allietano la vista dei turisti di Sottomarina. Infatti da venerdì, quindi da circa una settimana, siamo in esposizione con i bellissimi acquerelli. Anzi, tra l'altro vorrei mostrarvi anche, avere l'onore qui di avere il primo classificato, il secondo classificato e il terzo classificato. I turisti, quando entrano all'ufficio informazioni, hanno subito la visuale degli acquerelli nella nostra città, tra l'altro, quindi hanno la possibilità di vederla sia visivamente sia anche in maniera artistica, quindi arrivano qui e hanno il piacere di vederli. Questi acquerelli, tra l'altro, hanno anche uno scopo sociale. Diciamo che tutti gli acquerelli che vedete in mostra è possibile acquistarli con un'offerta e poi verrà devoluta alle associazioni benefiche, quindi facciamo anche una cosa di sociale e culturale con le persone. Quindi ecco, io vorrei invitare tutti quanti, non solo tra l'altro i turisti, ma anche la città, i chioggiati, le persone di Sottomarina, a visitare queste bellissime opere in mostra all'ufficio informazioni turistiche di Sottomarina fino a settembre, quindi avete tanto tempo. Allora io vi saluto e venite ad apprezzare queste bellezze. Sappiamo già che alcuni turisti, ad esempio dei francesi, hanno chiesto informazioni per poterle acquistare. Ovviamente tutto si trova anche nella pagina Facebook Acquerelli in Libertà. Esatto. Grazie Francesca, a presto.